Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video. Aspetta, mercato Batman napoletano. Se mi sentite un po' così perché tengo un po' di mal di gola, un po' di mal di gola, quindi non riesco a parlare bene. Allora, in questa nuova serie andremo diciamo, a fare, andrò a dire i risultati ehm, della mia giornata a Fantacalcio. Ehm, Partiamo dalla premessa che Agives 2-1, quindi di poco la potevo pareggiare, solo magari Oliund mi doveva fare un gol e la stessa cosa Lautaro. Allora, partiamo subito. Allora, lui ha fatto Svilar che ha preso 6, io Savic che ha preso 5, non so per chi non gli avevano messo pure lui 6, perché hanno preso gol entrambi, quindi in teoria doveva essere o 5 e mezzo entrambi, o 6, adesso non mi ricordo, però o 5 e mezzo 6 entrambi, però vabbè. Abbiamo lui con la difesa a 3. Lui modulo 3-4-3, io classico modulo che uso quasi sempre, 4-3-3. Allora, lui Dodò 5 e mezzo, io Biol 6, lui Martin 9 e mezzo ha segnato, io Sole 5 e mezzo. Poi Norton Caffi lui 3 e mezzo perché gli ha preso il russo, se ne era 4 e io Selic ha preso 6 e mezzo. Poi ho messo un esterno, uno degli esterni che lui ha messo a centrocampo nel modulo 3-4-3 e poi ho messo un esterno che avevo messo perché non avevo esterni difensivi. Allora poi ho messo Bassoni che ha preso 6 e lui Conè che ha preso 7 e mezzo. Allora poi Zaccagni, 6 e mezzo, io Nico Paz, poi Pulisic che ha preso 10 e Fagioli che ha preso il giallo, quindi 5 e mezzo, poi McTominay che ha preso 8, magari pure lui poteva diciamo far gol, magari invece dell'8 mi portava il 10 direttamente e mi poteva pure salvare la giornata solo con lui, oppure una doppietta Nico Paz, però vabbè. Ci accontentiamo. Poi il reparto in attacco, reparto attaccanti, lui Solé 10, io Oliund 7 e mezzo, Berardi 5 e mezzo, io Lautaro 6, e poi lui Yildiz e io Patrick Cutrone che ha preso 6. Vabbè, il risultato totale ve l'ho detto, 2-1 per lui. Il campionato, stiamo facendo un campionato a 10 partecipanti, 8-10 se non mi sbaglio, 10 partecipanti col modificatore di difesa, no di centrocampo, scusate. E se, ho avuto diciamo la mia giornata di fantacalcio, allora già che l'ho persa, è una 5 minuti. Poi, se vogliamo, diciamo tra virgolette, entrare nei meriti di qualche giocatore oppure di quasi tutti i giocatori che hanno in media hanno preso un voto da 6 in poi, più o meno hanno preso un 6. Se non fosse stato per quel Fagioli che mi ha preso il giallo, avevo invece di 5 e mezzo, voleva pure lui magari farmi un switch e a prendere 6. Però secondo me un 6 glielo do, perché la maggior parte dei giocatori che ho messo la sufficienza me l'hanno regalata, cioè l'hanno presa. Poi ovviamente devo per la prossima giornata alcuni giocatori saranno gli stessi, come per esempio Milinkovic Savic, che secondo me può fare bene nella prossima contro la Roma. Selic, stessa cosa può fare bene contro il Napoli, nella prossima.
Poi McTominay sicuramente lo lascio, Nico Paz lo lascio, Lautaro Oliund li lascio. Poi mi vedo io chi mettere nei ruoli che mancano. Poi un voto diciamo, al suo rendimento, essendo che pure lui in media ha preso, in media ha avuto un 6, in media ha avuto 6, andando a riguardare il rendimento, forse magari un 5 e mezzo, perché alcuni giocatori hanno preso 3 e mezzo, come Norton Caffi, quindi forse secondo me un 5 e mezzo se lo merita a livello di rendimento. Poi a livello di rosa, secondo me di rendimento totale della rosa, secondo me un 5 io lo prendo e lui un 6 e mezzo. Ok. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like che è fondamentale per il canale. Ciao!